Bella luce comunque sto Garmin, anteriore. Devo passare dal bosco, ma c'è nebbia oggi. Non so, devo pensarci. Devo pensarci. Sono 12 gradi. No, dai, nel bosco ci passiamo poi un altro giorno. Adesso è un po' troppo ancora buio. I pullman qua sono sempre enormi, li vedi? Grandi. La strada è stretta. I pullman viaggiano sempre a una corsia e mezzo. Andiamo. Qua c'è 10 gradi.
e di qua non fischiano i freni. Arrivo giù e fischiano, non ho capito. Oppure faccio delle inchiodate qua, non male. Vabbè. Torino è sommersa in una foschia, questa è foschia, sì. Dai, diamo il beneficio della foschia, non dello smog. Ecco, qua comincia a fischiare i freni, cose strane. Ecco qua, questa qua è sempre la solita. Sempre da Villa Gualino, sempre da Villa Gualino, è più bella. Decisamente più bella. Più libera, più aperta, più larga. Ottimo tempo contro i 9.36, 9.19 è più che buono, considerato che non si va ancora veloci per la strada bagnata.
sempre paura di andare lungo queste curve, che vai veloce, solo che i freni sono un po' bagnati. Non esagerare troppo. Vai, vai. Cosa passo io, spengono tutte le luci. Bagnato. Boh. Cosa facciamo oggi? Facciamo da sopra, lungo un po'. Vediamo la ciclabile da sopra invece che andare giù nei Murazzi. Questa è la parte sopra i Murazzi. Stato Giuseppe Garibaldi. Qua dove girano tutti i film storici, perché ci sono questi fari, questi lampioni, non ci sono fili. Ho girato vari film, tutti storici. Mia, che casino che c'è di già. Madonna mia. Come si fa?
comunque è davvero stupendo come la gente ti fa passare. Tutti incazzati, tutti che vanno veloci, poi c'è 20 all'ora di limite, è bellissimo quello, la gente che sfreccia 60-70 all'ora. Vai a fare il culo, catroia, cioè si spostano a destra. Culo, va, che cazzo. Però è forte.